Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi su Elite Dangerous. Adesso andiamo a fare un po' di conti. Allora, dopo i capitoli precedenti sull'inizio dei test su Powerplay, su alcune meccaniche di gioco, come funziona questo, come funziona quello, come funziona quell'altro, e ho fatto i miei conti, sono riuscito a trarre le mie conclusioni e le mie valutazioni e nell'episodio finale dedicato al Powerplay che faremo più avanti, fra esattamente una, due, 3 settimane, e purtroppo sì, e dopo vi farò vedere anche il perché. E dicevo, quando andremo a concludere un attimo la nostra esperienza del Powerplay fra 3 settimane, andremo anche a realizzare, diciamo, questa meccanica per affrontare il power play. Allora, cosa andremo a fare? Andremo a trasportare merci e power supply come se non ci fosse un domani, fino ad ottenere i 750 crediti il giorno prima della chiusura della terza settimana di affiliazione con una determinata fazione. Questa cosa perché alla fine in un'unica botta riusciamo a fare tutto. Ovviamente questa cosa la possiamo fare spendendo e investendo dei soldi. Questa cosa ci darà assoluta certezza del risultato, o almeno spero, insomma. Vedo di fare il test e che speriamo ci vada bene. E perché? Perché noi vogliamo ottimizzare i tempi, quindi ci allineiamo con la fazione, facciamo i fattacci nostri per 3 settimane, all'ultimo giorno del ciclo della terza settimana andiamo a fare questa cosa, ci metteremo mezz'oretta, 40 minuti, facciamo i 750 meriti, aspettiamo il giorno successivo e riloghiamo, arriviamo al rating 3, abbiamo i 750 meriti che ci servono appunto per raggiungere il rating 3, cosa che ho appena testato e si può fare così, e andiamo a comprarci i moduli che ci servono e buonanotte al secchio, abbandoniamo la fazione e grazie alla cipa tanti cari saluti. E questo vi fa capire che già voi potrete ottenere un modulo unico circa una volta ogni mese e qualcosa, perché dopo per potervi riaffiliare con un'altra fazione dovete aspettare la settimana successiva, quindi considerate sempre almeno un mese e una settimana per questa cosa. E se volete anche fare i moduli successivi. Però questo approccio, chiamiamolo così appunto, un bel termine, questo approccio ci darà la possibilità di risolvere tutta la fase di farming dei meriti all'interno di un mezz'oretta, 40 minuti, oretta, top, dobbiamo fare 3 giri. Allora, la nave selezionata è il Python, perché? Perché ce l'avevo già sotto mano e ha un ottimo 280 tonnellate di carico utile che possono essere utilizzate, e ne avrebbe 288 e anche un po' di più, ma tengo lo scanner e sacrifico gli scudi, questo per ottimizzare il tutto. L'outfit attuale ne ha solo 128, ma non preoccupatevi, quando mettete tutto cargo raggiungete i 288 di cargo col Python. Questa cosa ci è utilissima perché ci minimizza il numero di giri che dobbiamo fare e ci ottimizza anche qui i tempi di recupero e consegna delle merci. Bene, chiusi i preamboli, andiamo subito a vedere 2-3 informazioni. Allora, abbiamo fatto il rating 2, finalmente siamo passati di rating, cosa che avevo il dubbio sul video precedente, cosa come è, effettivamente finito il ciclo, passato il ciclo della settimana successiva, abbiamo raggiunto il nostro rating 2, però vedete anche già che ci sono mangiati il 50% dei nostri meriti guadagnati nella settimana precedente, quindi anche qui test su scalo dei meriti almeno all'interno della prima settimana è andato così: il 50% dei meriti se li sono magnati e ce ne hanno lasciati solo una cinquantina, pur portandoci al rating 2. Rating 2 vuol dire che riusciamo a sbloccare praticamente i 15 supply a giro, ma è cosa che ci risulta abbastanza inutile e dopo vedremo anche perché. Eccoci qua, andiamo sulla scheda proprio, vedete qui rating 2, 50 meriti, quello che c'è rimasto. Ho visto un dato molto brutto. Eccolo qui, one week. Io ho fatto il pledge, quindi mi sono affiliato con Denton, o il Denton come che si dice qua, e come diciamo qui tradotto in italiano, e l'ho fatto durante la settimana, ma anche proprio all'inizio, e ho sbagliato totalmente questa cosa perché ho praticamente perso una settimana. Quindi se dovete fare l'affiliazione fatelo subitissimo prima della scadenza del ciclo, quindi vuol dire che
Se in questa schermata vi danno 6 giorni rimanenti, quando questo contatore arriverà a 5 giorni rimanenti, quindi il giorno prima della chiusura del ciclo, allora fate l'affiliazione. Non fatela prima, tanto quella settimana è comunque persa, quindi è inutile star lì ad avere nemici in giro per la galassia per 5-6 giorni che non ci portano a niente, perché non aumenta il contatore delle settimane. Noi questo dobbiamo arrivare a 4 con rating 3 per poter arrivare a sbloccare gli Advanced Plasma Accelerator o il modulo che sia tutte le potenze fanno questa cosa a rating 3 e con questa, e con questa meccanica qua, meccanica qui, ok. Allora, visto questo, quindi attenzione a quando vi affiliate e fate attenzione anche al discorso dei meriti, perché sarà assolutamente inutile portarvi a rating 2, 3, quello che sia e doverlo mantenere all'interno delle 3 settimane perché è una cosa che vi porterà via un sacco di tempo. Piuttosto, se volete investire del tempo al fronte di gestire le spese che porta via l'acquisto dei meriti, scusate, l'acquisto dei power supply, dedicate il tempo nelle vostre settimane per fare una cosa come 7 milioni e 3, 7 milioni e 4 circa, che vi serviranno per coprire le spese di trasporto delle merci. E non ci vuole tanto, basta fare 2-3 missioni di trasporto passeggeri da 2 milioni e qualcosa l'una, magari trovate quella a 500, divertitevi in giro ad andare a fare gli esploditori di navi, fate bounty hunting, fate quello che vi pare, sappiate che dovete raggranellare su circa 7 milioni e mezzo più o meno, 7 milioni e 3 per essere precisi, per poter fare tutto questo nel minor tempo possibile. Quindi da un lato ve la divertirete ad andare in giro a sparare, a distruggere o a fare trading o a fare quello che vi pare, con ovviamente un occhio, attenzione, perché siete affiliati a una fazione, quindi i nemici di quella fazione per quel periodo lì potrebbero attaccarvi e le interdizioni aumenteranno, quindi ci sono dei contro durante questo periodo, quindi fateci un attimo di attenzione. Purtroppo dobbiamo stare per forza 4 settimane con la potenza, questa cosa non la possiamo saltare. E allora investiamo un po' di tempo appunto nel raggranellare quei soldini di cui parlavamo. Per il resto giochiamocela, andiamo anche magari in esplorazione. Faccio un esempio: ho guadagnato 1 milione solo con i dati esplorativi col Diamondback Explorer per girarmi un po' di sistemi qua intorno. Quindi magari quelle 3 settimane lì ve le dedicate ad esplorare, andate a vedere i punti di interesse, andate a vedere di qua, recuperate tutti i dati esplorativi che potete, ve la giocate con gli amici, andate a vedervi le rovine Targoid, scusate, le Ancient Ruin o le basi Targoid, fate esplorazione proprio brutale in giro, ve la giocate con calma, tanto siete fuori dalla bolla, nessuno vi attaccherà fuori dalla bolla, è molto difficile, e quando arriva il momento, girate la nave, tornate indietro, vendete tutti i dati esplorativi e a quel punto avrete, secondo me, guadagnato abbastanza soldi. Magari non i 7 milioni, per fare 7 milioni di dati esplorazione vuol dire che girate parecchio, però non si sa mai. Quindi, insomma, a voi i conti e la gestione di questo intermezzo temporale delle 3 settimane. Poi, se volete andare a fare undermining, andare a sparare le altre navi o quello che sia, fatelo, cioè, io non sto vietando a nessuno di fare questa cosa, io sto solo dicendo che sto cercando di ottenere i 750 meriti nel minor tempo possibile, quindi non voglio investirci più di 40 minuti a far su missioni di trasporto per guadagnarmi quei meriti, e lo farò, come dicevo prima, quando questo contatore sarà un giorno, one day remaining, quindi quando mancherà un giorno al termine del ciclo della terza settimana. Per carità, posso farlo anche la quarta, non cambia niente, però cercherò di farlo alla terza settimana. Ok, detto ciò, visto un attimo i conteggi sulle settimane, i conteggi sui meriti e quello che ci serve per andare a fare il tutto, torniamo un attimo indietro, andiamo a vedere un attimo nella chat, perché ovviamente nella chat qui ci avvisano del weekly power bonus vouchers. Ok, ci hanno ovviamente pagato per la nostra settimana che siamo rimasti affiliati. Come vedete abbiamo i nostri 1000 crediti di weekly bonus from Denton Patreus. Ok, ovviamente quelli del rank 2 mi arriveranno la prossima settimana, questi sono quelli del rank 1 della settimana precedente. Vado a recuperarmi un attimo questi soldini qui, e dove vado? Sempre tra i contacts, nei power contacts, ho il mouse che funziona, vedo anche di usarlo, benissimo, claim salary, eccolo qua, 1000 crediti, vabbè, grazie, ci avete reso davvero davvero felici e più ricchi.
Allora, adesso invece andiamo a fare qualche conticino. Perché andiamo a fare qualche conticino? Perché è cosa buona e giusta. Allora adesso ho preparato un attimo un piccolo file dove possiamo vedere un attimo due o tre conti. Spero di non aver sbagliato i conti. L'italiano assolutamente sì. Guadagno. Dai, eccolo qua. Allora, spero di aver scritto tutto giusto, non aver fatto altri errori di digitazione. Comunque, questi sono i conti che ho fatto. Tre giri, quindi compro, vado, vendo, torno indietro, compro, vendo, torno indietro, compro, vendo, torno indietro e vado a completare tutta la mia operazione. Allora, cosa succede? Il primo giro avrò 10 supply gratis, 270 li pago, mi costano 27 sblocchi per 100k ogni sblocco e sono 2 milioni e 7. Il secondo giro ho fatto un attimo due conti, non ce la faccio a metterci mezz'ora, ci metto molto meno, quindi il secondo giro li pagherò tutti e 280 per 2 milioni e 8. Il terzo giro spero di riuscire a fare questa cosa perché altrimenti sono 10 in più e 100k in più. Però se magari arrivo che è già passata mezz'ora, ho altri 10 gratis e dovrò pagarne solo 180. Questa cosa mi darà la possibilità di spendere solo 1 milione e 8 per il terzo giro invece dei 2,8 e 2,7 dei due giri precedenti, fino ad arrivare a un totale di cosa? Di 20 supply gratis, 730 supplies pagati, per un costo totale di 7 milioni e 3 e i famosi 750 meriti che sono appunto i 20 più i 730 perché sono questi più questi. Avrei dovuto fare una colonnina intermedia per mettere il totale parziale di tutti i meriti e i supply che andiamo a prendere. Ovviamente un supply che vedete qui vuol dire un merito, quindi capite voi che in 3 giri con 7 milioni e 3 di spesa facciamo tutti i 750 meriti che ci servono per sbloccare il rating 3. Come potete vedere è una cosa decisamente comoda, perché? Perché alla fine fare 3 giri mi servirà mezz'oretta, 40 minuti, per questo ho considerato anche questi, perché magari se riesco a rientrare nella seconda mezz'ora mi risparmio 100k, che vabbè non è mai male, consegno tutto, il giorno dopo arrivo e sono a posto. Allora, ovviamente questa cosa viene fatta con un Python, full cargo, senza scudi, senza niente. L'unico modulo che lascio aggiunto dentro è l'Advanced Discovery Scanner. Non metto neanche il Fuel Scoop perché comunque non girerò tanto, almeno spero di non dover girare più di tanto. E purtroppo questa cosa invece dipenderà da cosa? Dipenderà da dove sono disposti gli spazioporti, e questa cosa purtroppo non si può mai sapere in anticipo. Adesso apriamo un attimo la Galaxy Map e andiamo a vedere, selezioniamo il Power Play, andiamo a vedere su Control, ecco qua. Questa cosa non la possiamo mai sapere in anticipo. Come vedete i sistemi in status di Control sono cambiati dall'ultima volta che li abbiamo guardati. In questo caso abbiamo un sistema che è CF, eccolo qua, 464, sta a 16 light years di distanza, quindi vuol dire un unico jump da lì a qui. E come vedete questa cosa è molto molto comoda perché ci dà la possibilità di trovare degli spazioporti all'interno del sistema. Come vedete qua, più comodo di così si muore, perché abbiamo lo spazioporto a 522 ls di distanza, quindi molto 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 comodo per comprare e per andare a rivendere quello che abbiamo comprato nella capitale. Questa cosa qui è molto comoda, spero che rimanga, però bisogna vedere la terza settimana come saranno disposti gli sistemi in status di control, sempre sperando che ne resistano e ce ne siano ancora, perché sennò tutti questi bei discorsi vanno a farsi benedire e ovviamente non potremo più fare questa cosa all'interno dell'ultima settimana. Quindi prima di andare sul sicuro, aspettare i 8 giorni, date sempre un occhio, perché se nell'ultima settimana non ci sono sistemi status di control o non potete trasportare merci, perché magari per qualche motivo non potete farlo, perché nel Power Play non si sa mai, e controllate sempre il primo giorno dell'ultima settimana come sono disposti i sistemi, a livello di espansione, a livello di controllo. Quindi mi raccomando, fate attenzione a questa cosa. Ok, allora torniamo indietro, quindi adesso abbiamo visto i conti riguardanti il Power Play, abbiamo visto un attimo tutto quello che volevo vedere un attimo sulle meccaniche che andremo ad affrontare, quindi riapro un attimo i dati
dei conteggi che ho fatto. Questo è il nostro obiettivo, quindi a fronte di una spesa, per concludere, a fronte di una spesa di 7 milioni e 3 con un tempo calcolato di circa 40 minuti, i 3 giri di trasporto power supply dovrebbero portarci a fare i 750 meriti. Ovviamente sempre con un occhio, come dicevo prima, allo status dei sistemi allo status dei sistemi in status di controllo. Vabbè, scusatemi un attimo. Per queste forme allucinanti in italiese bruttissimo, però comunque vabbè dai, ci siamo capiti. Allora, un attimo, richiudo un attimo questo, i dati li metterò a disposizione comunque anche nella descrizione del video, quindi dopo li ritrovate lì sotto. Per il resto torno un attimo sulla schermata di gioco. Come dicevo, quindi attenzione al rating, attenzione ai meriti, giratevi un attimo la galassia per fare quei soldini. Poi, se volete giocarvelo, come dicevo anche nei video precedenti, non mi staccherò mai di dirlo. Questo è un mio obiettivo che mi sono dato, è un modo che io sto strutturando, studiando, valutando, testando per ottenere il rating 3 per sbloccare i moduli nel minor tempo possibile, anche a fronte di una spesa interessante a livello di crediti, perché il mio fattore critico è il tempo e non tanto la spesa di 7 milioni, quindi questo è quanto. Se invece non disponete di questa cifra da investire, ci sono altri modi come undermining, come andare ad attaccare le navi le navi nemiche tra i vari sistemi. Io non ho intenzione di fare questa cosa qui, voglio fare questa cosa in questo modo, quindi voglio ottenere il rating 3 pagando praticamente i power supply con le cucuzze di gioco. Bene, detto ciò, vado ad esaurire un attimo il video, è un video un po' più corto di quelli soliti, non c'è molto altro da dire. I conti sono stati fatti ed era praticamente un attimo così per aggiornarvi sullo status dei conteggi e di quello che voglio provare a fare nella terza settimana del Power Play, per arrivare poi alla quarta ad avere quello che voglio, cioè gli Advanced Plasma Accelerator. Purtroppo, come dicevo, anche questa cosa fa parte dei test. Ho fatto il pledge all'inizio della settimana, avrei dovuto farlo alla fine del ciclo precedente, quindi anche qui fateci attenzione a questa cosa perché rischiate di buttare via tutta una settimana e non è poco. In termini di tempo di vita reale. Non ho capito perché su sto gioco si scimmiano così tanto con tutti questi blocchi e queste secondo me un po' assurdità, perché io personalmente da gamer, da giocatore, da old school gamer, chiamatemi come volete, da nubbo gamer, nabbo, tutto quello che volete. E non mi offendo assolutamente, è una mia idea personale, avrei assolutamente ridotto questa tempistica minimo di 2 settimane, proprio se vogliamo metterla, ok, e avrei reso invece il guadagno dei meriti magari anche un po' più difficile da affrontare, per carità, però magari un po' più divertente, quindi il fatto che magari devo fare tot meriti andando a scansionare data point, tot meriti magari per il trasporto e senza quel cacchio di blocco di non puoi trasportare di qua, non puoi trasportare di là, magari anche facendo smuggling, perché no? Cioè vado nei sistemi avversari a trasportare merci che per loro sono illegali, che però aiutano magari le spie che ho che stanno andando lì a fare undermining all'interno di quel sistema. Perché no? Ci sono milioni di modi diversi di generare missioni e rendere le cose interessanti. Purtroppo in questo caso non l'hanno fatto proprio più di tanto, anzi ci richiedono 4 settimane di tempo della nostra vita. Poi possiamo fare tutt'altro nel frattempo comunque, però dobbiamo aspettare comunque 4 settimane all'interno di questa fazione, scusate, di questa potenza, per poter accedere a quello che vogliamo. Per carità, ci sono giochi dove ci vuole anche più tempo per ottenere le cose uniche. Parliamoci chiaramente, pensate a tutti i vari MMO, a quanto tempo dovete investire della vostra vita di gioco, di party, di exping, di grinding, di farming e tutto quello che ci va dietro per poter ottenere l'arma unica, l'armatura unica, l'item unico, l'item unico, quello che sia. E tutto sommato, anche qui, se guardiamo il gioco in confronto ad altri MMO, alla fine
tutta questa lamentela sulle 4 settimane va un po' a decadere. Se lo guardiamo invece nei termini della galassia, di quello che dovrebbe potenzialmente essere una galassia con tempo di qua unita a elementi arcade e di gioco e di gaming puro, sinceramente lo trovo un po' troppo restrittiva e un po' troppo, diciamo, non corretta questa cosa, dai, concludiamola così. Per il resto PowerPlay ha ha i suoi pro, ci rende un attimo parte della galassia, ci dà la possibilità di vedere un attimo come funziona la parte di espansione dei sistemi, possiamo partecipare all'espansione dei sistemi, se noi vogliamo che una determinata potenza aumenti il numero di sistemi sotto il suo controllo, possiamo farlo, quindi ci dà la possibilità di modificare gli equilibri geopolitici, chiamiamoli così, della bolla e anche appunto poi magari anche la creazione di nuovi spazioporti o quello che sia, insomma, quindi è una cosa interessante da questo punto di vista. Altro da dire, ok, a questo punto non ce n'è, i conti li abbiamo fatti, le mie osservazioni le ho fatte, quindi andrei anche a chiudere qui. Ringrazio ovviamente tutti quelli che stanno seguendo il canale, ringrazio tutti gli utenti che si sono iscritti ultimamente, davvero un grandissimo grazie da parte del comandante Virus101 e spero di rivedervi presto anche nei commenti sotto i video, quindi anche lì grazie a tutti voi che state commentando e scrivendo sotto i video, mi state dando tra l'altro alcune idee su la costruzione di un altro video, visto che mi domandate tanto anche di come funziona la parte di ranking delle missioni Imperial, Federal Navy, che siano per andare su con i ranking con le superpotenze, quindi probabilmente a breve dedicherò un mini video anche a questa parte qua. Nel frattempo PowerPlay va un attimo in sospensione, il prossimo video sarà circa appunto fra 3 settimane in cui testeremo, come dicevo prima, i conteggi e l'approccio che ho voglia di utilizzare, che ho intenzione di utilizzare per questa cosa qui. Bene, detto ciò, di nuovo grazie a tutti, Virus101, End of Transmissions. Eh sì, stavolta ho modificato la frase di chiusura. Transmission out non mi piace più di tanto, però è più facile da dire, quindi Virus101, Transmission out.